Gloria a Dio, pace a tutti, fratelli, sorelle, amici e simpatizzanti. Ben ritrovati qui in questo canale, in questa pagina social Facebook della Chiesa Cristiana Evangelica delle Assemblee di Unitaria di Vittorio Veneto e di Pieve di Cadore. Siamo grati al Signore di stare bene ancora, grazie a Dio. Ci dà la salute, ci protegge, ci sostiene, preserva i suoi figli da ogni sofferenza. Gloria a Dio perché proprio la parola che ho in cuore, che voglio condividere con voi, ci parla proprio di questo, della cura di Dio verso il suo popolo, della protezione di Dio, dell'assicurazione di Dio verso il suo popolo che siamo noi. Aprite la Bibbia, vogliamo condividere insieme un passo della parola. Metto gli occhiali per leggere. Gloria al Signore. Isaia capitolo 43. Dal primo verso leggeremo i primi 4 versi. Isaia capitolo 43, dal primo verso leggeremo i primi 4 versi. Alleluia. Ma ora così parla il Signore, il tuo Creatore. O Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele, non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Perché io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Io ho dato l'Egitto come tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto. Perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. Io do degli uomini al tuo posto e dei popoli in cambio della tua vita. Gloria al Signore. E poi continua con delle rassicurazioni, non temere. Si ripete più volte questo non temere, non avere paura. Gloria al Signore. Ma intanto dal primo verso che abbiamo letto, ecco che il Signore dà rassicurazione al suo popolo. Si rivolge a Israele, ma oggi si rivolge a noi, Chiesa del Signore, che siamo l'Israele spirituale, siamo il popolo di Dio. E dice così, abbiamo letto al primo verso, ma ora così parla il Signore, il tuo Creatore. O Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele. Si rivolge al suo popolo chiamandolo Giacobbe e Israele. Si riferisce a un episodio importante della parola di Dio che riguarda appunto Giacobbe, da dove nasce poi il popolo di Israele. Giacobbe era Giacobbe, ma poi divenne Israele. Giacobbe lottò con l'angelo del Signore, lottò con Dio, possiamo dire, perché quella era una presenza fisica di Dio, e Giacobbe in quell'episodio lotta con Dio e chiede qualcosa con determinazione a Dio, chiede una benedizione, e Dio dà una benedizione a quest'uomo, a Giacobbe, dicendogli che da quel momento il suo nome non era più Giacobbe, dal significato non proprio positivo. Giacobbe vuol dire soppiantatore, quindi colui che inganna, colui che ha un secondo fine, colui che è malvagio in un certo senso, e quindi da Giacobbe cambia nome Dio a Giacobbe e dice, tu da questo momento ti chiamerai Israele, il cui significato è tutt'altra cosa, è colui che ha vinto, che ha combattuto con Dio e ha vinto, quindi colui che ha ricevuto qualcosa
da parte di Dio. Ecco, Dio dà qualcosa a quest'uomo, Giacobbe, trasformando completamente la sua vita. Giacobbe ha ingannato il fratello, ha ingannato il padre, vi ricordate la storia? Alleluia. E quindi il senso di colpa lo insegue, viene inseguito anche dal fratello, che poi si accorge di essere stato ingannato da Giacobbe, e mentre fugge in quel contesto, ecco che cerca Dio. Dio si rivela a Giacobbe, trasforma la sua vita, da quel momento cambia, cerca il perdono anche con il fratello. Ecco che spiritualmente parlando, ecco, noi siamo il popolo che è stato trasformato dalla grazia di Dio, e quindi siamo l'Israele. Eravamo prima nel peccato, eravamo peccatori, adesso siamo il popolo di Dio, il popolo che Dio ha benedetto. E Dio ribadisce in questi versi proprio questo concetto, chiama il suo popolo, prima Giacobbe e poi Israele, come dire: ricorda di quello che eri, ricorda di quello che io ho fatto a te. E dobbiamo ricordarci quello che il Signore ci ha fatto, ci ha liberati dal peccato, ci ha dato un destino nuovo, ci ha dato una vita nuova, ci ha dato una natura nuova, gloria al Signore, e ci ha fatto essere uomini e donne libere dal peccato, perché Cristo Gesù ha spezzato le catene del peccato morendo alla croce, ha vinto la morte, ha vinto il peccato, e gloria a Dio, siamo adesso liberi nella grazia di Dio che è in Cristo Gesù, e siamo liberi di invocare Dio come nostro Padre. Gloria al Signore. Ora Dio rassicura il suo popolo dicendogli: io ti ho riscattato. Il riscatto è pagare un prezzo per poter acquisire ciò che era già di proprietà ma che è stato perduto. Gloria al Signore. Bene, Dio ci ha riscattati. Dando il suo figliolo a morire sulla croce, Dio ci ha riscattati, cari fratelli e sorelle, ha pagato il prezzo che nessuno poteva mai pagare. Ha donato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque creda in Lui, nel suo unigenito figliolo, cioè Gesù Cristo, non perisca ma abbia vita eterna. Quindi Dio ha riscattato il suo popolo, ci ha riscattati, e adesso siamo suoi. Non ci ha comprati con oro, con argento, con monete, ma ci ha comprati con il prezioso sangue di Gesù Cristo, il suo figliuolo. Alleluia. Quindi Dio ricorda al suo popolo che lo ha riscattato. Non temere, perché io ti ho riscattato. Certamente viviamo in tempi che in qualche modo ci parlano di paura, ci parlano di insicurezza, ci parlano della sensazione che proprio si tocca con mano di quella paura della morte. Tante persone sono morte per il coronavirus, sta facendo una strage, ma noi vogliamo confidare nell'aiuto e nella protezione del nostro Signore e Salvatore. Quindi non temere. Io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Chiunque ha accettato Gesù nella propria vita appartiene a Dio. Siamo suoi. Alleluia. Quindi questa è una rassicurazione meravigliosa. Siamo di Dio perché Lui ci ha comprati mediante il sangue del suo figliolo Gesù. Ora dice ancora: quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato, e la fiamma non ti consumerà. Sono tutte descrizioni di pericoli, di difficoltà, di prove che attraversiamo, dovremo attraversare. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. In tutte le prove che dobbiamo attraversare abbiamo fiducia che Dio sarà con noi. Dio è con noi, amen. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Gloria al Signore. Quando camminerai nel fuoco, e certe prove sono proprio come camminare nel fuoco.
ma la parola di Dio ci dice: quando camminerai nel fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Vogliamo avere fiducia nel Signore, fratelli e sorelle. C'è un motivo, dice ancora la parola di Dio, perché io sono il Signore, sono il tuo Dio, il Santo di Israele. Alleluia, è un motivo più che plausibile. Dato che noi apparteniamo a Lui, abbiamo la sua protezione. Che bella questa affermazione, perché io sono il Signore, sono il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Alleluia, gloria a Dio. Il Signore è il nostro Salvatore, il mio Salvatore, e vuole essere ancora il tuo Salvatore. Alleluia, quindi è un incoraggiamento che ci dà la parola del Signore a non temere, non avere paura. Qualcuno studiando la Bibbia ha potuto riscontrare che la frase non temere si ripete più volte. Qualcuno è stato bravo anche a contare queste volte. Ho letto, non è farina del mio sacco, ho letto che ci sono 365 volte che si ripete questa frase non temere. Possiamo dire un non temere per ogni giorno, 365 giorni l'anno, e ogni giorno non temere. Questa rassicurazione è per noi. Quindi anche in questa difficoltà, in questo coronavirus che stiamo combattendo stando a casa, ma anche combattendo stando in preghiera alla presenza del Signore, possiamo essere sicuri della protezione di Dio. Il Signore veglia su di noi, il Signore ci guarisce, il Signore ci sostiene, il Signore ci dà speranza. Vogliamo rivolgere a Lui la nostra attenzione, il nostro pensiero e i sentimenti più profondi del nostro cuore. Lodiamo Dio, ringraziamolo insieme. Passiamo del tempo ancora in ginocchio, nella preghiera, cercando la Sua presenza. Alleluia, e sentiremo forza nel nostro cuore. Sentiremo di avere un cuore forte in Lui. Gloria al Signore. Dio ci benedica, fratelli e sorelle, amici e simpatizzanti tutti che ascoltate. Gloria a Dio, gloria al nome del Signore Gesù. E vogliamo stringerci ancora in questi tempi di più nell'amore di Dio, nella comunione fratella, anche se a distanza, anche se non presenti nei locali di culto, vogliamo essere lo stesso in comunione l'uno con l'altro, incontrandoci in preghiera, nell'adorazione, alla presenza del Signore. Alleluia. Dio ci benedica, siate forti nel Signore, continuiamo a pregare e il Signore ci aiuterà. Pace del Signore a tutti, Dio ci benedica.